Eccoci ancora insieme, abbiamo cambiato ospite ed è con noi questa mattina a rappresentare la lista Veneto Stato Antonio Guadagnin. Veneto Stato è una lista indipendentista veneta che è presente come simbolo sia alla Camera che al Senato. Intanto buongiorno e cominciamo subito da quello che si propone la vostra lista. Lo dice il nome stesso, il Veneto come uno Stato indipendente. Perché? Perché non c'è modo di far funzionare lo Stato italiano, di conseguenza per il Veneto non rimane che questa alternativa, ovvero chiedere ai propri cittadini di esprimersi in merito al raggiungimento dell'indipendenza, cioè riuscire a fare uno Stato indipendente, completamente staccato dall'Italia, che possa amministrarsi per conto proprio. L'autonomia fiscale non sarebbe sufficiente? Ma probabilmente meglio di quello che c'è adesso, ma ci hanno provato in tanti per 20-30 anni, anche nella Prima Repubblica si parlava di riforme federaliste, tutte naufragate come tutte le altre riforme provate, tentate dal Parlamento italiano, sia di destra che di sinistra che con i tecnici. La prova provata che il Parlamento non funziona ce l'abbiamo, non rimane che questa alternativa perché questa è concreta. A che modello vi ispirate? Ma allora, il nostro modello di Stato di riferimento è quello svizzero, perché è un sistema che applica la sussidiarietà in modo perfetto, sia quella verticale che quella orizzontale, ovvero lascia molto spazio ai cittadini, al privato prima che al pubblico e ai livelli più bassi rispetto a quelli più alti dopo. Per noi sarebbe bene arrivare a una forma organizzativa tipo quella svizzera, ma sono sicuro che noi veneti con l'indipendenza faremo meglio degli svizzeri. Lei sa che in questi giorni c'è qualcuno che ha detto che non riconosce lo Stato italiano, c'è stata anche una vicenda di cronaca di cui si è molto discusso, legata anche a delle idealità politiche indipendentiste. Come l'avete giudicata? Ma allora, guardi, dietro al direttore di banca c'è una famiglia. Pensare di risolvere i problemi con le armi e soprattutto sparando a persone che non hanno nessuna responsabilità è demenziale, quindi è noi ci dissociamo da questa cosa, poi io non so le ragioni per le quali il signore abbia fatto sta roba, con noi non c'entra niente, noi vogliamo perseguire con i metodi democratici la via dell'indipendenza, sappiamo che arriveremo in fondo per mancanza di alternative, perché per incapacità dell'avversario che è lo Stato italiano, anzi bisogna comunque riconoscere che lo stato di esasperazione che c'è adesso in Veneto, i suicidi che ci sono sia degli imprenditori che dei disoccupati, è creato in buona parte dalla mancanza di servizi prodotta allo Stato italiano. Di conseguenza, prima la facciamo finita con questa macchina amministrativa, con questo sistema idiota che non funziona, meglio è. Senta, voi avete tra le vostre proposte quella di indire un referendum. Sì, allora il nostro obiettivo è esattamente questo. Sulla scorta del modello catalano, del modello scozzese che arriveranno a compimento nel 2014, noi vogliamo arrivare a vincere le elezioni regionali, poi l'organo legislativo regionale può indire il referendum per l'autodeterminazione, noi vogliamo andare in regione, vincere le elezioni, proporre il referendum ai cittadini veneti, qualora dovesse vincere il sì, vogliamo diventare uno Stato indipendente, perché noi non siamo dentro allo Stato italiano per una sorta di necessità cosmica, divina, noi siamo dentro allo Stato italiano per una volontà precisa. Quando ci sarà un partito indipendentista che guadagna la maggioranza dei consensi in Veneto, sarà nostro diritto uscire dall'Italia. L'unità nazionale italiana non è una storia molto lontana, risale al 1860, sono 150 anni che abbiamo appena festeggiato, però ha avuto molte vittime anche in terra veneta. Perché 150 anni dopo dovremmo tornare indietro? Ma perché l'esperienza è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista, a partire dalle guerre che sono state fatte per raggiungerla. Io non credo che sia giusto fare delle guerre per costruire uno Stato, cioè sono i cittadini che si devono con la loro volontà liberamente aggregare e siccome appunto il Veneto ha pagato un tributo di sangue enorme a partire dalle guerre di indipendenza per arrivare alla Prima Guerra Mondiale per questa cosa, è giusto farla finita, voglio dire, è a maggior ragione proprio per rendere onore a sta gente che è morta contro voglia, perché nessuno di questi ha fatto la guerra volontariamente, che dobbiamo tornare allo Stato ex ante. Senta, siamo di fronte a un periodo di grande rivoluzione in cui piano piano la sovranità degli stati nazionali andrà, secondo quello che viene previsto, sempre più scemando a favore di un'unità europea. Come si inserisce questo progetto vostro nella visione europea? Voi come vedete l'Europa? Allora, gli Stati Uniti d'America
sono un paese di 300 milioni di abitanti e hanno 50 stati. La media è 6 milioni di abitanti per stato. Di conseguenza il Veneto ha 5 milioni di abitanti, sarebbe opportuno andare in quella direzione, ovvero creare una comunità europea di regioni, cioè di popoli, e non di stati nazionali di 50, 80, 90 milioni di abitanti, dove l'Europa non conta niente, contano appunto gli stati nazionali perché sono troppo grossi. Detto questo, che sarebbe bene smembrare gli stati nazionali per arrivare all'Europa, altrimenti all'Europa non ci arriviamo, credo che proprio sulla scorta del modello svizzero, noi, una volta raggiunta l'indipendenza, chiederemo ai nostri cittadini se vogliono rimanere dentro all'euro e dentro all'Europa, sì o no. Se vince il sì, si rimane dentro, se vince no, si sta fuori. Non c'è nessun pericolo per il Veneto di rimetterci né in una soluzione né in quell'altra. Quindi, voglio dire, serenamente si lascia il potere al popolo e il popolo decide. Che vantaggi avrebbe il Veneto invece ad essere uno Stato indipendente? Ma allora, a partire dal fatto che l'economia del Veneto è un'economia molto forte, che adesso è in crisi a causa della pressione fiscale eccessiva e all'inefficienza dello Stato italiano, perché poi si parla tanto di crisi internazionale, però ci sono stati che marciano a ritmi di crescita del 10-12% all'anno anche adesso, in altre zone del mondo, e quindi non vedo perché il Veneto non potrebbe fare altrettanto. Quindi voglio dire, i problemi del Veneto sono creati dall'inefficienza dello Stato italiano e quello che dobbiamo fare noi è recuperare questa efficienza per dare la possibilità ai cittadini veneti di vivere meglio, di vivere più serenamente, è tutto là, cioè il potere politico deve essere al servizio del cittadino e in questo momento succede esattamente il contrario. La solidarietà nazionale nella vostra proposta che peso ha? Ma allora, per me nazione è il Veneto. Ripeto, poi se andiamo a vedere la questione di quello che il Veneto dovrebbe dare al resto d'Italia, io credo che il Veneto i soldi li può dare a chi è in difficoltà, però non sono i 20 miliardi di euro che rimarrebbero nel Veneto a creare problemi all'Italia, perché dati di finanza pubblica dimostrano che la spesa pubblica italiana negli ultimi 13 anni, in cui hanno governato tutti, centrosinistra, centrodestra e anche tecnici, è aumentata di 25 miliardi all'anno. Ripeto, 25 miliardi ogni anno, con un decurtamento dei servizi e quindi con un incremento dell'inefficienza. Se il Veneto diventasse indipendente, toglierebbe solo 20 miliardi di euro. Ciò significa che basterebbe mantenere la spesa pubblica inalterata da un anno ad un altro per assorbire i soldi che il Veneto sottrarrebbe. Quindi non si tratta di mancanza di solidarietà, si tratta di dire cerchiamo di ridurre gli sprechi di questo Stato inqualificabile almeno per un anno. Tutto qua. Cosa vi differenzia dalle altre liste indipendentiste? Allora, in realtà presenti alle elezioni c'è un'altra lista indipendentista e una lista che non è indipendentista. In realtà io sono segretario di Veneto Stato, l'altra lista indipendentista esce da Veneto Stato e si è formata da sola. Io dico, votate Veneto Stato perché Veneto Stato, lo garantisco, è la miglior forma per difendere i nostri diritti e i nostri interessi. Però se proprio non vi va Veneto Stato, va benissimo anche l'altra lista indipendentista, l'importante è non votare quelli che pensano di andare a Roma, sia i vecchi che abbiamo già provato, sia i nuovi che faranno la stessa fine, perché questi non riusciranno a mantenere le loro promesse di sicuro. Allora io dico, votate indipendentista, comunque, guardate, è comunque l'unica scelta intelligente che possiamo fare. Senta, invece un giudizio generale sulla situazione del nostro Paese, secondo lei il Veneto può dare un contributo ad uscire da questa situazione? 30 secondi. Purtroppo il Veneto ci ha provato da tanti anni, dà appunto a questo Paese 20 miliardi all'anno che vengono utilizzati a Roma per aumentare lo spreco. Quindi adesso il Veneto sta morendo fisicamente, cioè ci sono le persone che si ammazzano, le aziende vanno all'estero, c'è una disoccupazione crescente, purtroppo il Veneto non è più in grado di gestire, di far fronte a questa inefficienza, non ce la fa più, cioè sta proprio morendo. Allora o arriviamo all'indipendenza oppure il Veneto semplicemente come il resto d'Italia è destinato a morire. Questo è purtroppo il nostro destino. Grazie ad Antonio Guadagnin che rappresenta appunto la lista Veneto Stato, sono finiti 10 minuti a disposizione e noi tra pochissimo ci vediamo con Bruno Cesaro di Progetto Nazionale, tra poco. Arrivederci.